La montagna deve ripartire e ha bisogno dell'aiuto di tutti. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ospite a Ring, ringrazia chi da lunedì scorso, di giorno e di notte, ha lavorato senza sosta per soccorrere la popolazione bellunese. Ma quei territori hanno ancora bisogno di aiuto anche nei prossimi mesi. E così, se da un lato il Presidente del Veneto invita tutti appena possibile a tornare in montagna come turisti anche solo per un giorno, dall'altro spinge a donare attraverso i due canali, l'SMS solidale e il conto corrente istituito dalla Regione. E in merito a quest'ultimo Zaia lancia un appello alle banche. No spese sui bonifici, no spese sui bonifici. E spero, Avarino, che magari voi riusciate anche a valorizzarlo con i vostri telegiornali, perché questo è l'appello che faccio alle banche. No, questo appello è importantissimo. Le banche possono fare una bella roba, sospendere il pagamento e tutte quelle rate, a parte il fatto che le banche chiediamo un aiuto grosso a tutte, ma tutti quei pagamenti fatti con il costo dei bonifici, facciamo un bel calcolo, ci versate anche tutti i costi dei bonifici messi dentro fino adesso. Ma le banche lo fanno. Questo è un territorio che ha dato tanto alle banche, molto ha dato alle banche, adesso è ora che le banche diano a noi. Bisogna iniziare sin da subito a ricostruire quello che il maltempo ha distrutto e tra le prime cose da fare, spiega Zaia, c'è la rimozione dei 15 milioni di alberi abbattuti dal vento. Alle difficoltà del recupero in zone impervie si aggiunge, sottolinea il governatore, il fatto che il 40% di queste piante si trovi su terreni privati o delle regole. Magari si dovrà arrivare anche alla confisca, alla requisizione, che so, io non lo so, cioè, dico che se vogliamo fare pulizia, fare veloce, bisogna che facciamo squadra, perché se ognuno poi comincia a dire il me pai mi tegno mi può tenersi, ma deve pulire, quindi dovremmo fare un provvedimento che chi non se li vuole far portare via viene multato se non se li porta via lui. Intanto Zaia si dice pronto ad assumere il delicato incarico di commissario per la montagna. La legge dice che la persona identificata è sempre nel ruolo del Presidente della Regione. È un impegno, è una grandissima responsabilità, però lo faccio solo perché è il mio Veneto. Un Veneto ancora una volta piegato dal maltempo, ma pronto a rialzarsi con la stessa determinazione dimostrata da un padre la cui storia è diventata un po' il simbolo della tragedia della montagna. La figlia dell'uomo al momento del disastro si trovava nella casa di famiglia a Rocca Pietore. Sapendo che aveva la figlia a Rocca Pietore, trovando elettricità zero, telefoni, voi sapete, sono stati isolati con i telefoni fino a ieri, non avendo informazioni, cosa ha fatto? Strade bloccate perché era impossibile transitare, c'erano alberi dappertutto, è partito da Arabba e è arrivato a Rocca Pietro a cercare la figlia a piedi. Voi avete, scusate, da Agordo, quindi un pellegrinaggio quasi praticamente. Cioè da Agordo a Rocca Pietore, io immagino, adesso non vorrei dire una cretinata, ma penso che, non so, saranno 25-30 km.